Per non smettere di sognare, per fare ancora bene qui ai piedi del Monte Cofano, il San Vito Lo Capo alla ricerca di un'altra vittoria che potrebbe proiettare la squadra di Mister Colombo lì davanti. Contro però c'è il Bagheria 90-011, una squadra costruita per fare bene, una squadra costruita per stare nei piani alti, e oggi c'è la grande prova del 9, la giornata numero 11 del campionato di eccellenza Girone A. Benvenuti qui al Comunale di San Vito per San Vito Lo Capo contro Bagheria 90-011. Un saluto qui da Gabriele Rispetta con il bellissimo sottofondo degli ultra del club di casa e con le due squadre che adesso vanno a scambiarsi il primo cenno d'intesa di questo match, di questo pomeriggio, che per ora sembrerebbe non portarci acqua. Andiamo con la formazione quindi del San Vito, ancora assente Simone Guaiana lì davanti, però comunque torna Rusconi in porta. Qui i match interni, divisa 3 con CF, Touré e Awa, poi davanti la Commare in DI esterni con Sarotti probabilmente impegnato nel centrocampo a 5 come mezzala, assieme a lui Mustaccia e Di Giorgio, davanti Garzia e Bulades, che farà sempre questo ruolo un pochettino di ibrido tra centrocampo e attacco. Per quanto riguarda invece il Bagheria 90-011, in porta Zummo, poi Cirafici, Pellegrino, Pucci e Raia, con Abate, centrocampo anche abbastanza composto da talento, con Fricano, Serio, Mendola davanti, da Bosco e d'acquisto. Almeno questo è quello che abbiamo immaginato, poi vediamo come si schiererà per la prima volta in questa stagione mister Sandro Tarantino, che è tornato alla guida dei bagheresi dopo il campionato di promozione della passata stagione. Subentrato a mister Ribaudo. Adesso ovviamente andremo con la prima grande prova per questo Bagheria contro un San Vito che si è rivelato una delle schegge impazzite di questo campionato di eccellenza, e adesso vuole continuare ovviamente con questo ottimo percorso di forma. Riprende palla il Bagheria nel frattempo, occhio largo a sinistra, ha provato a farsi vedere subito Loreto Lobosco, ovviamente il grande bomber di questa squadra assieme a Mendola nel corso di questo campionato. Oggi inizia un nuovo cammino, un nuovo programma, quello che sentite a sinistra è proprio mister Tarantino, che deve scontare la squalifica che si porta avanti già da qualche mese a causa appunto del mancato rinnovo lì sulla panchina del Bagheria 90-011. Adesso ancora Garzia prova a farsi vedere, Bruno Garzia. San Vito invece che a sua volta viene comunque da una grandissima prestazione nel derby contro il Marsala, una vittoria per 1-0 sul campo dei Lilibetani, una vittoria inattesa perché il Marsala ovviamente era quella squadra che sulla carta dovrebbe far impensierire più di tutte il Licata, che in questo momento è avanti con ben 7 punti di stacco rispetto a tutto il resto del gruppo, a parità di partite, anche se ha giocato ieri contro il
Cus vincendo 3-0 nella serata del Liotto, una serata magica, così come hanno anche definito i tifosi giallo-blu. Però al tempo stesso c'è anche da dire, c'è anche da sottolineare che il Licata deve recuperare una partita, quella contro il Partinico, che sarà da rigiocare dopo l'1-1 che era maturato al Favazza. Ora questo pallone arriva al centro, esce il Bagheria, rimette Ceffo in aria questa sfera, prova a lottare forte da quella parte del campo un'altra volta il San Vito, poi Touré deve appoggiare dietro, lo fa per Rusconi. Direttore di gara di oggi il signor Iari Lauria della sezione di Agrigento, molto giovane ma già con un discreto bagno di esperienza in eccellenza. Primo guardaline invece il signor Fabrizio Narcisi, anche lui della sezione di Agrigento. Secondo guardaline, quello più vicino a noi, più lontano dalle panchine, è il signor Antonio Barone della sezione di Marsala. Non è la prima volta che il signor Barone arriva qui a San Vito. Adesso occhio a Jack Serio, che prova a farsi vedere largo a sinistra. Cerchiamo anche di capire come si andrà a schierare il Bagheria, perché siamo molto curiosi di capire se verrà mantenuto lo stesso piano tattico oppure se il Bagheria cambierà tutto nel corso di questa sua nuova avventura, di questo nuovo capitolo di questo complicato inizio di stagione. Si meritava probabilmente altri palcoscenici, sia il 90-011 sia in generale comunque i giocatori che ha ingaggiato per questo campionato, che per molti doveva essere di vertice, comunque con il ruolo di scheggia impazzita. Adesso questo pallone che potrebbe arrivare da Cristo viene fermato, però il copione di gioco del Bagheria, poi qua Zummo viene innescato da un suo compagno, va lontano il portiere ex Musilmeri a cercare qualcuno dei suoi principali compagni offensivi. Per ora davanti Jack Serio e il numero 9 Lobosco, i due davanti sono loro. C'è il 5-3-2 che abbiamo anche definito all'inizio, atteggiamento difensivista. Ora occhio questo pallone sporcato da Cirapici, riprende un'altra volta Zummo, stavolta può farlo con i guantoni e adesso può giocare il Bagheria con i suoi esponenti lì a sinistra, viene bloccato. Nel frattempo ovviamente sentite anche i tifosi del San Vito molto accesi, si è davvero riacceso l'entusiasmo, perdonate il gioco di parole, qui al comunale ai piedi del Monte Cofano. Si è svegliata la città di San Vito Lo Capo, perché ci sono 11 eroi, più quelli in panchina, più Mister Colombo, il loro condottiero, che sta facendo sognare un'intera piazza. Ovviamente è tutto anche rapportato, proporzionato a quelle che erano le reali aspettative stagionali del San Vito. Per molti era una squadra che doveva lottare per mantenere la categoria, un po' come ha fatto anche nella passata stagione. In realtà si sta proiettando lì davanti e in questo momento al 7° posto, sì, ma a 17 punti, a 2 punti dal secondo posto occupato dal Marsala, tra le altre, e soprattutto notando che già abbiamo messo a referto 3 partite in questo turno 11 di eccellenza, 3 anticipi del sabato. Abbiamo già detto di Licata Cus, ma c'è anche la vittoria del Partinico Audace in casa contro il Castellammare, il pareggio a reti bianche al Franco Monaco tra Parmo Val e Unitas Sciacca nel terreno complicatissimo del Franco Monaco, dove l'Unitas rimane impantanata, però comunque ha festeggiato nel corso della settimana il passaggio del turno in Coppa, così come il Partinico Audace l'ha fatto contro il Marsala. Quindi comunque le due squadre che sono arrivate alle semifinali regionali del girone A sono proprio Partinico Audace e Unitas Sciacca che è un po' la squadra specialista della Coppa. Partinico Audace invece che vuole farsi vedere ancora di più, soprattutto dopo aver concluso il rapporto lavorativo con Mister Pensabene. Altra panchina cambiata nel corso di questo campionato di eccellenza. Adesso è il momento anche un po' dei mescolamenti vari. È normale, comunque fa parte anche delle dinamiche di un'annata, quando il progetto non va, quando non c'è nessun presupposto per continuare. È normale poter scegliere anche vie alternative. Qua invece la via alternativa l'aveva cercata
Sadotti aiutando Bruno Garcia molto defilato. Come detto prima, appunto, è Bulades a fare compagnia a Garcia in questo momento. È molto alto anche Mustaccia, ma credo proprio che sia solamente in fase di pressing. Come vedete, Bulades assieme a Garcia sono i due che stanno gestendo l'attacco. Ho detto 3-5-1-1 perché Bulades diciamo che può fare tutto, ma da quando comunque Guaiana ha accusato problemi muscolari è lui che un po' ha preso meglio di tutti gli altri il posto del numero 9. Adesso occhio a Di Giorgio, prova a girare un'altra volta questa sfera, alla fine spunta Bruno Garcia, leader tecnico dell'attacco del San Vito. Bruno Garcia, stella del settore giovanile del Palmeiras, poi diverse esperienze in patria anche in Polonia, adesso c'è questa avventura a San Vito Lo Capo. Adesso ovviamente l'esperienza internazionale può anche servire ai giocatori di Mister Colombo. Qua un altro rilancio a cercare la corsa di Loreto Lobosco, 3 gol in stagione, forse il più importante nel derby contro il Bagheria Città delle Ville, che è stato quello che per molti doveva essere il turning point della stagione del 90-0-11. In realtà il rendimento è migliorato comunque alle ultime partite, con 2 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, l'ultima contro il Licata, e ci può stare nel corso dell'ultimo mese praticamente di partite del Bagheria, però non è bastato per Mister Ribaudo per continuare il suo percorso al Bagheria, anche di scelta di parte consensuale, di partita tra i due parti. Ora occhio ancora a Lobosco, in aria Lobosco prova il cross al centro che diventa quasi un tiro, vorrebbe una deviazione che non c'è e quindi rimane solamente il rammarico a Lobosco per aver provato questa occasione che non è neanche l'idea peggiore del mondo, anzi stiamo pur sempre parlando di Loreto Lobosco, però il pallone termina fuori. Adesso proprio ci ha provato a girare, poi Awa torna lì, Awa a giocare qui al Comunale dopo diverse settimane di l'assenza che si è sentita forse solamente la gara contro il Licata, perché poi comunque il San Vito ha tutto bene con l'inserimento a pieni giri di Ceffo e la conferma di Touré come uno dei principali effettivi, una delle principali colonne della difesa del San Vito. Siamo al 10°, stiamo per ora più che altro chiacchierando perché non c'è stata neanche un'occasione parziale per poter chiacchierare appunto di cosa successe in campo. Abbiamo fatto un pochettino l'esegesi generale delle due squadre, del momento delle due squadre, che comunque dal punto di vista dei punti conquistati non è neanche tanto differente, perché il San Vito ha accumulato nelle ultime 5 partite 10 punti su 15 disponibili, mentre il 90-011 ne ha accumulati praticamente 8, 2 in meno. Però ovviamente per quelle che sono anche le aspettative, quelle che erano le aspettative di entrambe le squadre, ecco lì che iniziano a farci anche calcoli differenti dal punto di vista della valutazione appunto della stagione. Occhio allo Bosco, se ne va senza tocco con il braccio, va a largo a destra le parti di Fricano che prova subito a fare inserire l'acquisto, viene però bloccato senza particolari problemi la difesa del San Vito. La nostra postazione si sta scolando come non mai Sandro Tarantino, lui che è uno dei volti principali del calcio giovanile palermitano e non solo. Ma occhio a Lobosco che riprende palla, prova a girarsi e lo fa perfettamente Di Giorgio, anche se poi non controlla bene Ndiaye. Gestisce questo pallone il Bagheria 90-011, la classica casacca nera-azzurra, i colori sociali della città di Bagheria, indossati anche dal Città delle Ville. Occhio, pallone ripreso dal Bagheria, entra in aria, c'è un grande recupero di Awa, ma può giocare ancora il Bagheria. C'è Serio sul pallone, ancora Serio, Valcross ci prova, adesso il pallone che arriva al centro, la ferma senza particolari problemi Rusconi, occasione potenziale, adesso sì, da parte del Bagheria l'errore di Awa in fase di impostazione. 12° di gioco, andare
cercare adesso il San Vito con Di Giorgio che ha appoggiato a CF, che successivamente va a destra a cercare la corsa di Lacommare. Sadotti per ora più a destra che a sinistra, confermando un trend delle ultime partite dove Federico Sadotti, uno dei giocatori con un curriculum giovanile tra i più prestigiosi della formazione di Mister Colombo, ha provato un'altra volta a farsi vedere assieme a Mustaccia. Viene fuori il pallone, San Vito che può attaccare, allora lì largo a destra con un'altra volta il pallone per Lacommare. Lacommare a cercare un'altra volta il pallone in avanti, c'è fallo commesso da parte di un giocatore del San Vito, calcio di punizione quindi per il Bagheria 90-011 che può andare quindi con questo rilancio probabilmente a cercare qualcuno più avanti. Tra questi c'è Fricano che viene richiamato anche al mister Tarantino perché non è in una posizione dove può aiutare i compagni, anche se è molto solo, molto libero, può andare Zoom. Ancora Sfera che rimane lì, Di Giorgio può gestirla, ha preso solamente per un attimo il pallone Pucci, poi si perde sul fondo laterale nuovamente la Sfera che verrà rimessa in campo quindi dal San Vito. 14esimo di gioco dei 45 previsti, 13 e 18 per essere precisi, ancora 0-0 con pochissime emozioni la gara tra San Vito Lo Capo e Bagheria 90-011. Il San Vito ci ha abituato ad essere una squadra molto solida, però forse nella gara dove serviva di più, però contro il Licata, ci ha fatto divertire tantissimo. Ovviamente parliamo delle gare giocate qui al Comunale, perché poi l'anno scorsa c'è proprio capolavoro forse stagionale in questo momento della squadra di Mister Colombo contro il Marsala. Capito che appunto non subisce gol dalla gara contro il Licata di 21 giorni fa. È stata anche l'unica gara dove ha subito gol in casa fino a questo momento in campionato. In stagione c'è solamente il gol di Malik Ba in Coppa nel turno di andata della sfida tra San Vito e Castellammare, due società che seguiamo con tanta passione nel corso di questo campionato, di questa stagione 25-26 sui nostri canali di Sportisili, che in questo momento stanno anche trasmettendo altre due importanti partite, due importanti gare del turno numero 11 del campionato di eccellenza. Anzi, di vero, fra poco inizierà la gara a Bagheria tra il Città delle Ville e la Folgore Castelvetrano. Marco Genduso ai microfoni. Poi c'è anche la gara dell'Accademia Trapani che è contemporanea a quella tra San Vito e Bagheria 90-011, quindi quello che vi consiglio io: mettete il computer, apritevi due schede e fate come se foste poi dei registi di diretta gol, e invece se siete a telefono fate un po' e un po' e divertitevi con i nostri servizi, con le nostre partite sul nostro canale di Sportivi. Ndiaye chiama la palla, Ndiaye alla fine riprende subito la sfera per un attimo Pucci, poi prova Ndiaye a lottare con il numero 4 Vittorio Pucci. Alla fine la palla è buona per Fricano qua davanti alla nostra postazione, ed è in questo momento a cercare Lo Bosco, il rilancio di Fricano, poi qua può correre Garzia, occhio all'11, alza questo pallone, c'è Mustaccia in aria, la parata di Zummo, grande intervento da parte del numero 1 che chiude lo specchio della porta, l'angolino basso alla sua sinistra. Il rilancio poi a cercare Serio, la riprende a sua volta Rusconi, grande parata di Zummo che ha chiuso la saracinesca poco fa su la grande incursione di Mustaccia, però patrocinata da una giocata spettacolare di Garzia che aveva alzato quel pallone
perfettamente per farlo arrivare al numero 10, la prima vera occasione del San Vito in questi primi 17 minuti di gioco. Può andare ancora la formazione di casa, ancora con il pallone ripreso qui da Touré che va da Ndiaye. Ndiaye appoggia Mustaccia. Aouar. Un gol in stagione per Aouar prima della pausa obbligata che si è dovuto prendere. Adesso occhio, ancora serio, gioca di prima ma sbaglia, si arrabbia Lo Bosco lì, più che arrabbiarsi sembra sconsolato. Adesso Aouar sul pressing proprio di Jack Serio, arriva sul pallone, un'altra volta il San Vito con questo fallo subito da Sadotti. Può andare lontano quindi la formazione di casa con un altro calcio di punizione a favore, si propone Garcia, il pallone mi sa che è per lui. Allora Garcia lotta, viene messo però fuori il pallone senza problemi da Gianluca Raia. E ora ancora una volta Garcia, controlla così come controlla così Riccardo Pellegrino. Alla fine il pallone viene spazzato ed è rimessa per il San Vito, ancora in fase d'attacco con Di Giorgio che controlla senza problemi, poi ha provato il rilancio, alla fine però la palla si perde ancora una volta sul fondo laterale, 0-0. Dopo 18 minuti di gioco qui al Comunale di San Vito ai piedi del Monte Cofano, poche emozioni. Lasciamo pure con un po' di cori, visto che non sta credendo molto in campo in questo momento. Prova a smentirmi subito il Bagheria, ma riprende palla Ndiaye che rischia anche un po'. Alla fine può giocare Di Giorgio, torna alle parti di Rusconi per evitare guai peggiori, quindi può andare Touré per Mustaccia che si è abbassato molto e va da CF. Touré si propone largo a sinistra, assiste Der Touré, poi Di Giorgio cambia tutto, va alle parti di Lacomare, ottima idea. Ancora Garcia, lo scambio, può andare adesso alle parti di Lacomare che voleva innescare Sadotti, ottima chiusura da parte di Danilo Abate, poi prova a far capitombolare sul suo avversario questo pallone. Pellegrino ce la fa ed è quindi il pallone che torna a essere del Bagheria, che adesso ovviamente prova anche a far sfogare un po' il San Vito, e il San Vito anche che prova a farsi vedere con più continuità alle parti di Zummo, seppur senza colpo ferile, ma neanche senza impensierire più di tanto il portiere del Bagheria, se non in quella occasione precedente avuta da Mustaccia. Qua batte subito il 90-0-11 questo calcio di punizione fischiato per un fallo ai danni di Lo Bosco, però il signor Lauria vuole prima aspettare e capire le effettive condizioni di Lo Bosco, che si è subito rialzato. Adesso può ripartire invece il 90-0-11 largo a sinistra con questo pallone che arriva ancora una volta a Pellegrino, poi viene spinto il giocatore maglia bianca. Calcio di punizione quindi per il San Vito Lo Capo, fallo qui ai danni di Lacomare che ha fatto una grande chiusura e soprattutto una grande ripiega al suo avversario. Ndiaye prova ad andarsene, viene fermato, occhio quindi al 90-0-11 che prova a ripartire sempre con Lo Bosco. Lo Bosco appoggia a Fricano col titolo numero 20, non c'è niente da segnalare, poi quasi invece fallo commesso da parte di Raia che va anche a parlare, seppur in maniera molto breve, con il signor Lauria. Calcio di punizione, deve battere il San Vito, proverà a farlo adesso con il numero 20 CF. Aouar. Allontano Lacomare a cercare Bulades, idea non è male. Poi viene ripreso per ora al San Vito, ancora una volta
con retropassaggio rischioso ma efficace per Zummo, che va lontanissimo, rimessa con le mani per il San Vito, che rimane quindi nella metà campo avversaria quando siamo al 22esimo di gioco dei 45 previsti. Palla ancora per il San Vito con Mustaccia, prova a girare, ancora fuori campo questo pallone, c'è sempre CFO che prova a girare, prova a stopparla anche a sua volta il Bagheria, atterrato qui, lo Bosco non c'è niente, sicuramente Mister Tarantino, ma alla fine il pallone è per Rusconi che sbaglia questo retropassaggio, per poco non combinava una mezza frittata qui Rusconi. Deve andare invece da quella parte di campo CFO. Touré al centro del campo, non trova nessuno, può andare quindi in contropiede, almeno ci ha provato Mendola, viene fermato da Garcia che fa gli straordinari. Siamo alla metà del primo tempo, ancora 0-0 il punteggio. Serio al retropassaggio, ma non riesce a trovare il suo compagno, poi lotta qui forte Mustaccia, non c'è niente da segnalare, ancora Mustaccia, prova a controllare il pallone, va il numero 10, lo aiuta Bulades, colpito, ma non c'è nulla da segnalare, va lontano quindi il 90-0-11, atterrato qui Lo Bosco, scontro fisico con Touré, poi Awa, la ridà praticamente al capitano del Bagheria, ancora Africano, grande pallone per la corsa ed acquisto, non era per nulla male l'idea di Africano che si dispera d'acquisto, alla fine riprende da sé la sfera Rusconi con il numero 11 che aveva provato la corsa ma non è riuscito ad arrivare, anche perché è partito forse con un attimo di ritardo, e quello il fattore decisivo nel corso di questa occasione mancata per il 90-0-11. Ancora Bagheria a difendere, ancora San Vito ad attaccare, a cercare più che altro un varco nella metà campo ordinata del 90-0-11 con Rusconi che va col destro lontano, ancora dalle parti di Garcia, pallone che si è perso sul fondo laterale. Garcia che può giocare con le mani, Garcia che per ora sta giocando più a centrocampo, a tutto campo, si alterna spesso con Mustaccia, quando uno sale l'altro si abbassa e viceversa. Adesso prova invece Di Giorgio a farsi carico delle azioni offensive, arriva in spaccata praticamente qui Mustaccia, pallone però a metà e alla fine è ancora per il 90-0-11 che ha rischiato però qui sul pressing forsennato di Mustaccia. Sanvitese Doc che assieme a Guaiana è tornato nella sua squadra, nella squadra della sua città per cercare di aiutare questo San Vito in questo campionato di eccellenza che è partito nella norma e si sta trasformando in qualcosa di davvero illuminato e fantastico, ma ancora siamo neanche al giro di boa, ma ci stiamo avvicinando. Siamo alla fine di novembre e adesso Garcia riprende questo pallone, corre da quella parte del campo, Bulades prova a metterlo fuori gioco qui Raya, ma non fa la scelta giusta, concede un corner al San Vito, battuto fortissimo, poi forse con un braccio Abate, gioca ancora Bulades, un'altra volta pallone ribattuto, non arriva il cross al centro, si è lamentata la panchina del San Vito, ma a me sembrava comunque fosse più sul petto il pallone lanciato dalle parti proprio di Abate, che ha colpito credo con la parte interna del corpo questo pallone. Si lamenta un po' mister Colombo, le manda a dire al direttore di gara, signor Lauria, ma nulla da segnalare se non un semplice rilancio con le mani affidato a Lacommare. Può andare quindi il San Vito, ancora questo giovane numero 2 che batte corto per Sadotti, lo scambio non funziona, lotta ancora forte Sadotti, uno scontro che diventa quasi uomo contro uomo e alla fine è fallo commesso proprio da Federico Sadotti. Può giocare quindi il 90-0-11 con questo calcio di punizione nella propria metà campo che sarà battuto a breve. Prende palla un'altra volta quella parte del campo Lo Bosco, ancora lui
prova a farsi vedere, una giocata, prova la seconda per liberare Mendola largo a sinistra, Mendola mette il cross al centro, tutti a vuoto, poi Pucci in qualche modo arriva il sinistro di acquisto centrale, la fa sua Rusconi. 27esimo, 0-0 ancora tra San Vito e 90-0-11. Il pallone che per ora è nel campo dei padroni di casa, che sta girando. Ndiaye prova ad andare lontano, viene fermato, però la sfera qui è in possesso San Vito contestualmente da Africano. Va lontano anche il buon Pucci con la Commare che anticipa tutti i suoi avversari e poi va con la testa sia letteralmente che figuratamente dalle parti di Rusconi. Rilancio così Rusconi alla fine riprende il pallone, però il San Vito non si aspettava da questo mezzo regalo da parte del portiere del San Vito, che non è la prima volta che sbaglia questo tipo di rilanci. Attento però nel tiro di d'acquisto, che è stato però l'unico tiro nello schermo della porta per quanto riguarda il 90-011, che può ancora giocare con la rilancio qui di Serio. Riprende palla per un attimo il San Vito, lotta Garzia, ma una lotta che è fine a se stessa, anche perché poi viene poi ripreso dal 90-011 dopo l'ultimo tocco di La Commare. 28esimo in corso dei 45 previsti per questo primo tempo. Può giocare ancora il San Vito con Di Giorgio, che ha recuperato un altro pallone a centrocampo, una diga praticamente in quella zona del campo per il San Vito. Manfredi Di Giorgio, qua invece c'è il fallo d'acquisto su Ndiaye, calcio di punizione, e può andare quindi la formazione di casa con un altro importante penalty free kick all'inglese, e può farlo con il suo numero 10 Mustaccia, che in questo momento sta parlando ancora con Jack Serio. Batte corto, ma il signor Lauria dice a Di Giorgio che ormai si è perso troppo tempo, che era stata già chiamata alla distanza parte di Mustaccia. E allora 29esimo, si stanno levando un bel po' di urla dalle parti dell'area di rigore del confine e l'area di rigore del 90-011, dove sono schierati in riga prima i nerazzurri, poi anche i bianchi di San Vito. Due uomini in barriera per Zummo per proteggere il palo che non andrà a coprire, e sono Serio e un altro compagno. Qua Garzia mette il pallone al centro, tutti a vuoto, ancora giocabile la sfera che viene rimessa al centro, o almeno quella era l'intenzione di Awa. Non è riuscito però a indirizzare bene con la capoccia questo tentativo di sponda. E allora mezz'ora di gioco sul cronometro del signor Lauria, 0-0 ancora tra San Vito e Bagheria. 90-011 con Zumba al controllo, almeno voleva subito controllare, poi preferisce il passaggio dalle parti di Cirafici. Fricano può cercare di mantenere questo possesso, lo fa, e poi spunta Lobosco, ancora Lobosco a cercare la corsa di Jack Serio, poi d'acquisto e mantiene il pallone in campo. Di Giorgio centrocampo sempre a dettare legge, prova adesso ad andare alle parti di Garzia, allertato Abate, mette il pallone in rimessa laterale, ma può giocare ancora Garzia per Bulades, che mantiene il pallone in campo, in qualche modo arriva in aria. Rimpallo che non favorisce l'inserimento di Sadotti addirittura per andare a fare male agli avversari. Adesso occhio a questo pallone recuperato dal San Vito con il solito Awa, e a sinistra Ndiaye va dalle parti di Ceffo, molto avanzato in questo momento con Sadotti e La Commare che stanno alternando lì sulla destra. Proprio Sadotti controlla il passaggio proprio di La Commare, passeggiano molto spesso i due. 31esimo in corso e per ora è ancora 0-0. Di Giorgio prova a girarsi il numero 8, lo fa perfettamente. Ndiaye guarda la porta, Ndiaye, sinistro che non si abbassa mai, voleva impensierire qui Zummo ma non c'è riuscito, almeno per il momento. Abdou Ndiaye, uno dei giocatori più duttili e polivalenti del San Vito, e proprio per questo motivo in questo momento sto vedendo un bel 4-2-3-1 con Ndiaye a sinistra e La Commare
a destra con i due difensori che sono ovviamente Aouar e Touré. Ramallo che sale praticamente a fare il libero. Centrocampo assieme a Di Giorgio e Sadotti addirittura largo a destra, prova a fare l'ala, a sinistra uno tra Mustaccia e Bulades, alle spalle di Garcia l'altro. Per ora si riposiziona così il San Vito con la difesa a 4 con CFO sganciato dalla retroguardia, però sempre con compiti un pochettino più difensivi rispetto a Di Giorgio, che però lì al centro del campo sta recuperando molti palloni. Calcio di punizione nel frattempo per il San Vito, 32esimo in corso, che lascia il posto al 33esimo. Aspettiamo la battuta di questo calcio di punizione, sempre Mustaccia in zona assieme a Bruno Garcia. Schieratissimo il 90-0-11, sono solamente 4 i giocatori del San Vito assieme ai nerazzurri. Lì in difesa batte cortissimo Mustaccia per Bulades che mette il mancino al centro, prova Andei a fare la sponda, nulla da segnalare se non la presa palla da parte di Zummo che può girare. Questo pallone appena recuperato. 0-0 ancora tra San Vito e Bagheria, prova a suonare la carica adesso la formazione ospite con a destra Cirafici che va dalle parti di Pucci, che cambia tutto, non è male l'idea, e poi grande giocata a favorire l'inserimento di Serio. Ora deve andare lontano il San Vito, ancora a cercare o Mustaccia o Bulades che sono gli uomini del gol. Ora in questa occasione per il San Vito sono sicuro che si tratta di una situazione momentanea, però è da lodare l'atteggiamento di Garcia, che quando c'è da sacrificarsi è il primo a fare sempre più ruoli, a ricoprire sempre più parti del campo in base a quello che gli chiede mister Colombo. E adesso Zummo deve andare lontano con questo rilancio, anche se batte corto il suo compagno di reparto numero 5 Raia, che torna proprio al suo portiere. Va bene, tu! Prende palla il San Vito, prova ancora a girare questa sfera, invece Di Giorgio si perde, la può andare Fricano che si accentra, poi va a sinistra, viene complimentato anche da mister Tarantino, poi arriva al centro, tutti a vuoto, Rusconi la mette fuori ma c'era comunque posizione di fuorigioco, piccolo bug nella difesa del San Vito con Touré e Rusconi che non hanno comunicato a dovere, e poi mette fuori il pallone il portiere del San Vito. Comunque c'era sì in zona Lobosco, ma era in posizione di fuorigioco, quindi 35esimo, ancora 0-0 qui dal comunale di San Vito Lo Capo. Piccolo rischio per quanto riguarda la formazione di casa con il Bagheria che ha provato a trovare impreparata la difesa del San Vito, una cosa che comunque vediamo dirà soprattutto nel corso delle ultime partite. Grande giocata qui l'altra volta di Garcia a favorire l'inserimento di Lacomare, ancora Lacomare mette il pallone al centro, non è uscito, Zummo la fa sua in due tempi rischiando qualcosa, cross sbilenco di Lacomare e Zummo fa correre un brivido sulla schiena dei tifosi bagheresi con questa presa palla complicata. 36esimo, ancora 0-0 il punteggio qui al campo comunale di San Vito. Zummo che torna al portiere del 90-011 che adesso va lontano a cercare proprio Cirapici che appoggia dietro a Raia. Pucci con il controllo della PlayStation, mister Tarantino a gestire i suoi in questa giocata da dietro. Poi riprende palla però Aouar, apprezzato sono d'acquisto e
Lo Bosco, lontano però il San Vito per evitare di correre altri pericoli. Bravo un'altra volta qui Pucci a mettere il pallone fuori. Rimessa per il San Vito e può andare con le mani, con il solito Romito Bulades. 107 presenze con la maglia del San Vito prima dell'addio a inizio stagione, direzione Marsala. Qualche mese poi la scelta di tornare a San Vito. Poi qua Ndiaye si rende protagonista di un siparetto comico, il pallone non è entrato e quindi può battere Abdul Ndiaye. Rimessa che è diventata oggetto di discussione anche al centro del campo. Il signor Lauria prende la scelta giusta, ovvero di concedere, tra virgolette, la grazia a Ndiaye, però non ha commesso alcuna infrazione se non aver battuto tecnicamente, non aver battuto bene questa rimessa. Qua rischia tanto Mustaccia, riprende palla quindi l'acquisto, possibilità di contropiede per il 90-0-11 con il tiro bloccato qui di Serio. Può quindi riprendere palla il San Vito rischiando, poi è venuto buono, c'è Serio davanti a Rusconi che esce bene, bravo qui Alessio Rusconi. San Vito che sta concedendo troppo il fianco ora con questi errori a tre quarti campo, errori che non deve fare, non può permettersi la squadra di mister Colombo. Qua ancora una volta Bagheria a girare il pallone, può andare quindi un'altra volta Pucci. Pucci. Poi qua ha rischiato tantissimo il numero 4 Aziz Kader Touré, sta quasi per fare gol al suo portiere. E quindi calcio d'angolo per il 90-0-11 che prova a mettere il muso fuori dalla sua metà campo, prova a farlo con queste giocate, con questi rilanci che non stanno rendendo tranquilla la difesa del San Vito. Batte corto il 90-0-11 con Serio, pallone che arriva in aria, grandissima parata di Rusconi sulla linea, un miracolo autentico di Rusconi. Gli applausi da parte dello spicchio e i tifosi di casa venuti qui al comunale, perché Rusconi ha fatto davvero un miracolo, un riflesso fenomenale su questo cross di Serio, una serie di deviazioni e poi la parata stupenda di Rusconi. Ancora Bagheria prova a farsi vedere, viene fermato però e quindi può correre lontano il San Vito, ancora con il solito Garcia per mettere verve alla squadra di mister Colombo che ha rischiato lo svantaggio, salvata da un stupendo e superbo Rusconi. Poi qua il pallone ancora ad andare dalle parti di Hawa, Sadotti che si perde sul fondo laterale vicino alla panchina del Bagheria, che ora ci crede, ora vuole cambiare il parziale. Con le mani ancora può andare formazione ospite, si fa vedere un'altra volta Serio, non è bloccato e può girarla dietro. Il 90-0-11 ancora con Zummo che va al rilancio a cercare Fricano, pallone che si perde sul fondo. 40esimo, è iniziata da un po' Bagheria Folgore, sempre sui nostri canali di Sport Easy. Qui invece il primo tempo nella gara di San Vito, la gara di Trapani. Adesso occhio, il pallone è buono qua per Mustaccia, tocca per ultimo il numero 10 del San Vito. Sulla pressione di Pucci entra un po' in difficoltà Leonardo Mustaccia. E qua ancora palla per il Bagheria. Ryan al rilancio, ancora a cercare Lo Bosco, si oppone Serio, Rusconi. Poi triangolazioni lì nella metà campo del San Vito con Di Giorgio che si autolancia, poi Sadotti va largo a destra,
Ancora Garcia si propone come riferimento offensivo lì sulla fascia, poi viene fermato, sarà comunque rimessa con le mani per il San Vito. Cieffo perde questo pallone. 42esimo in corso. 0-0 il punteggio ancora qui al Comunale. Sta per sbloccarla però il Bagheria con un intervento prodigioso di Rusconi. Rimessa per gli ospiti. 42esimo. Non stiamo parlando di una gara comunque dal ritmo intenso, però sembra che sia la classica partita dove chi la sblocca poi può decidere l'andazzo. Se ne va ancora una volta con una grande giocata Pucci e poi riprende tutto Touré. Di Giorgio mette a correre Bulades, era buona l'idea, si era proposto anche Aziz Touré dopo un grande intervento in anticipo e la progressione che voleva portare avanti. 43esimo in corso dei 45 previsti, siamo praticamente alla fine di un primo tempo comunque dove non si è perso tanto tempo, quindi credo che il recupero sarà molto esiguo quello che sarà concesso al signor Lauria. In questa prima frazione può andare ancora il Bagheria con la corsa di Sirafici che si arresta davanti a Pucci, cambia gioco il numero 4, lo fa tra le parti mancine dell'attacco dei nerazzurri. C'è la bandiera alzata da parte del signor Barone, quindi fuori gioco per il 90-0-11, calcio di punizione per il San Vito Lo Capo. Chiamata applicata per il signor Barone della sezione di Marsala, secondo assistente di oggi del signor Yuri Lauria, giovanissimo di 3 anni, comunque già con anni di esperienza nel campionato di eccellenza, quindi ci auguriamo ovviamente di poter diventare nel breve anche un arbitro di categorie superiori, quello che sta promettendo ovviamente in questi anni di arbitraggi. Rispetto anche della gara tra Partinico e Marsala di Coppa. Ora occhio alla corsa provata, tentata, sempre da Jack Serio che prova a dare quella verve all'attacco, alla tre quarti campo del 90-0-11 che serve in gare bloccate di questo tipo. 44esimo touche per la formazione ospite che andrà probabilmente corto, e infatti scambia con lui l'acquisto. Ancora Africano, mette il sinistro al centro, Rusconi sicuro in presa alta. Ancora Rusconi a dare questo pallone di Giorgio, Cieffo gira palla. Il San Vito ancora con Liai, Touré, Di Giorgio, Aua, largo a destra, ultimi secondi del primo tempo, sbaglia il rilancio Emanuel Aua quando mancano 30 secondi al 45esimo. Perde qualche tempo sul fondo laterale, può stare avanti il San Vito per legararsi un'ultima emozione in questo primo tempo bloccato tra le due squadre. C'è rispetto, c'è sicuramente anche una forma di studio per capire quale deve essere il giusto piano tattico di risposta nella ripresa, per cercare di cambiare le carte in tavola, di sparigliare le certezze di questo San Vito Bagheria 90-0-11 che per ora è fisso sul punteggio di 0-0 e lo sarà durante questo intervallo che parte da questo secondo. Fischia con solamente qualche microsecondo di ritardo il signor Lauria. A tra poco quindi con il racconto della seconda parte di gara tra San Vito e Bagheria 90-0-11. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante
che invece una fredda intervista su un giornale, e dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare due chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco.
Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. E ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono tre di altissimo livello, tutte e tre. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da due infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene, penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Ecco. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Tutto pronto per ricominciare, quasi tutto pronto per ricominciare qui dal campo comunale di San Vito Lo Capo, ai piedi del Monte Cofano, dove San Vito Lo Capo e Bagheria 90-011 si stanno contendendo i 3 punti nella gara valida per la giornata numero 11 del campionato di eccellenza. Squadre già schierate, aspettiamo il fischio del signor Yuri Lauria della sezione di Agrigento, direttore di gara di oggi, che ha condotto finora una prestazione per più che sufficiente, così come i suoi 2 assistenti, ovvero il signor Narcisi della sezione di Agrigento, anche lui, e il signor Barone della sezione di Marsano. Mettiamo quindi il fischio che porti quindi le 2 squadre ad affrontare il secondo tempo. Fischio che arriva adesso, possesso per il Bagheria, che va subito lontano a cercare la corsa di Pellegrino. Occhio ancora a questo pallone che rimane giocabile. Alla fine CF torna da Rusconi, autore di una grande parata nel primo tempo, almeno con le formazioni quindi che credo siano state confermate in toto da quello che sto vedendo in questo momento. San Vito che gioca con una difesa che adesso è a 4, con Rusconi in porta, centrali Awa e Touré, Diaia a sinistra, la Comara a destra, CF che fa praticamente il libero, che si alza in fase di possesso, si abbassa in fase di non possesso e che va a comporre un centrocampo a 2 con la diga del San Vito, ovvero Di Giorgio. Poi tre quarti campo a 3 con Sadotti, Bulades e Mustaccia, davanti Garcia. Per quanto riguarda invece il Bagheria 90-011, in questo momento in porta Piero Zummo, difesa bella solida con Fricano, Girardi, Ciraria, Pellegrino e Abate a comporla. Centrocampo con acquisto Pucci e Mendola, davanti Gexerio e Lobosco. Queste le scelte per il ritorno sulla panchina azzurri di Sandro Tarantino. In questo momento però è vicino a noi perché sta guardando la partita dalla tribuna. Atterrato CF che è anche caduto male, colpo al volto per il numero 20 che rimane dolorante, poi si tocca anche la caviglia sinistra. Calcio di punizione per il San Vito, fallo commesso qui in tentativo di contropiede da parte del Bagheria. Vediamo ovviamente che questo pallone venga giocato e adesso arriva il momento di questo giro palla di Bulades. Garcia prova a controllare, c'è comunque la bandierina alzata del signor Barone, fuori gioco di rientro da parte di Bruno Garcia, credo, anche se non era alta la mano del signor Lauria, che forse fa proprio da Bruno Garcia. Fatto sta che ha alzato la bandierina del signor Barone, quindi può giocare il 90-011 con questo giro palla tra Zummo e i suoi centrali. C'è Abate, c'è Raya che adesso va lontano. Ovviamente credo che col passare dei minuti cambierà anche la disposizione tattica di mister Tarantino. Fa tutto a vuoto, può andare il San Vito, anche con Garcia. Mancino che va a finire sul parcheggio del campo comunale. Ci ha provato Bruno Garcia, un regalo della difesa del Bagheria con Pucci e Raya che hanno davvero lasciato questo spazio, un lascia passare per Bruno Garcia che da lì poteva fare meglio. Comunque non era scontatissimo andare a centrare la porta, visto che comunque c'erano diversi difensori a frapporsi fra Zummo e il brasiliano. 48 terminati, siamo nel corso del 49esimo di questa gara che, l'abbiamo detto, non ha goduto di emozioni particolari nel corso del primo tempo, poche occasioni da una parte e dall'altra. Alla fine sarà il Bagheria ad andare lontano in questo pallone che favorisce la presa palla da parte di Lobosco, ancora il numero 9 va a farsi vedere, poi con una grandissima giocata di Giorgio, poi signor Lauria esce la voce, va da Lobosco dicendogli la prossima è giallo, personalità da parte del direttore di gara. Poi continua questo batti e ribatti con le mani per stabilire la giusta posizione del pallone tra Wa e Gexerio. Alla fine il pallone è ancora per Diaye, che si accentra, Diaye cavalca col pallone tra i piedi la parte centrale del campo, va alla Commare, pallone per Bulades, Bulades cross al centro, tutti a vuoto.
era buono il tentativo di Mulades, c'erano Sadotti, c'era Garzia, c'era soprattutto Mustaccia, quello più vicino a colpire il pallone. 50esimo, può battere il Bagheria questo rilancio con i piedi, il 90-0-11 con Zummo. Così il rilancio, CF riprende palla, poi Sadotti subito alle spalle senza fallo, recupera quindi il possesso il 90-0-11 che può andare con la corsa di un'altra volta di d'acquisto, fermato però dal San Vito, e poi prova a farsi vedere veemente qui l'intervento di Giorgio, tutto buon regolare sul pallone, Manfredi Di Giorgio, seppur abbia poi colpito successivamente d'acquisto. Zummo da Pucci dopo i servizi da Abate. Fricano ha provato il sinistro, poi anzi non Fricano, pardon, ma Pellegrino. Sono confuso con gli esterni di questo Bagheria. Raya ancora a destra dove c'è numero 2 Cirapici. Si a vedere anche Fricano per Pucci, che deve girarlo qua serio, lo va dalle parti di Lobosco, forse con un attimo di anticipo, un attimo prima sarebbe stata una grande idea quella di Serio, però il Savito poi si è chiuso bene a riccio, quindi pallone buono per questo momento per Ndiaye, Touré, Aouar. Passeggia col pallone Aouar, poi torna da Ndiaye. Mancini in che scivola nel tentativo di verticale, riprende palla il 90-0-11 e può gestirlo nella sua metà campo con qualche rischio. Abate, poi Zummo, Raya, costruzione dal basso, buona da parte del 90-0-11. Applauso di mister Tarantino, e poi rilancio a cercare Lobosco, ancora lui, parte il contropiede nerazzurri con Serio, deve uscire Rusconi, gli spiana la strada Aouar, e allora ancora il portiere del San Vito potrà girare questo pallone con le mani per Touré. Cieffo che si abbassa, lo vedete a prendere il pallone quando si abbassa Cieffo, la difesa a 3 quando si alza. Si abbassano la Commare da una parte e Blair dall'altra. Lotta la Commare, pallone è del Bagheria che viene costantemente complimentato dal suo allenatore qui in tribuna, il suo nuovo allenatore del Bagheria, Sandro Tarantino. Ora occhio a questo pallone di Pellegrino, la mette fuori Cieffo, rimessa con le mani per il Bagheria davanti alla nostra postazione, andrà con questa battuta quindi Abate. Raya può tornare da Abate, prova subito il rilancio avanti il numero 6, un'altra volta però Aouar, poi Cieffo e poi testa Mustaccia a liberare Mulades, non precisissimo Raya comunque, poi arriva in spaccata Cieffo, troppa veemenza di Lucas Cieffo, colpisce il pallone ma colpisce anche l'avversario. Calci punizione quindi per il Bagheria, arriva al 53esimo di gioco. Abate Melo qui a cercare poi la chiusura di questa azione da parte di Serio, che poi era di Pellegrino, era anche un'ottima idea, poi la Commare batte subito dietro, ancora la Commare prende palla, Pucci può andare quindi il 90-0-11, ancora Pucci, Lobosco voleva appoggiare un'altra volta a Mendola, molto defilato adesso Mendola, e sentite anche le trombe qui al campo comunale di San Vito Lo Capo, inizia a farsi sentire la squadra di casa e soprattutto il pubblico di casa, ma il 90-0-11 ha visto di peggio. Vuole ovviamente far valere l'esperienza di alcuni dei suoi più importanti elementi, oltre che il talento dei suoi giocatori. Ora occhio
ancora una volta Pucci gira dalle parti mancine del campo, riprende però palla il San Vito. Di Giorgio atterrato senza fallo dall'Acquisto, può ripartire quindi Bagheria, ancora con D'Acquisto, largo a destra il pallone, può giocare Serio che chiama questo pallone, alla fine riprende palla un'altra volta il San Vito, ma può giocare il 90-0-11. Si propone Pellegrino, molto avanzato, cross, Rusconi la fa sua solamente per un attimo, comunque riesce a deviare il pallone che rimane pericoloso, alla fine esce il San Vito e poi Garcia con il tocco per Di Giorgio, colpito, sta aumentando a dismisura l'intensità, Pellegrino deve mettere in mancina al centro, fuori misura ma può arrivarci Fricano, anzi no, sta aumentando l'intensità qui al campo comunale. Può andare quindi Ndiaye lungo con le mani. Ancora Ndiaye guadagna metri, quindi il San Vito è lontano il numero 6, poi ancora una volta Garcia lotta con un forsennato, ma alla fine è ripreso dal Bagheria con Mendola che riesce ad andarsene e c'è anche fallo, calcio di punizione, fallo commesso dalla Commare che viene anche ammonito, è il primo ammonito della gara. Signore, lei è una merda! Calcio di punizione per il 90-0-11. Prima moneta della gara, quindi la Commare, arrivati al 56esimo. Questo fallo su Mendola che sta ripartendo bene. Il 90-0-11 rispetto al primo tempo sembrerebbe aver messo più garra, aver messo più lucidità nell'andare a prendere le seconde palle, che è una cosa fondamentale quando si parla di una gara così bloccata e così intensa dal punto di vista fisico. 57esimo, 90-0-11 alla battuta con il solito Pellegrino, immagino che arriva al centro, esce perfettamente un'altra volta il San Vito e poi qua Zummo, destro così che si impenna, potrebbe finire anche in rimessa laterale, Garcia prova a controllare, alla fine la rimessa è per il San Vito, occhio però a Garcia che ha continuato a pretendere il pallone rispetto a Cirafici, una piccola discussione che si è subito però sedata dalle parti della panchina del 90-0-11, la rimessa è nerazzurra e allora può andare formazione ospite con questo rinvio con le mani sulla linea praticamente di centrocampo. Nel frattempo mi sa che c'è un cambio pronto per il San Vito. Cambia qualcosa mister Colombo, esce Cieffo, entra Momo, Serie A. Cambio che più tattico non si può per mister Colombo, entra un giocatore frizzante, un giocatore che ti fa gol fantastici come quello contro il Licata. Esce Cieffo che è più un difensore, quindi abbiamo visto con questo ruolo ibrido anche lui tra difesa e centrocampo, un po' come se fosse un libero di altri tempi. Ora esce e probabilmente Serie A va a fare definitivamente il trequartista con Mustaccia che può fare il mediano assieme a Di Giorgio e quindi si va ufficialmente a disporre con 4-2-3-1 mister Colombo. Perché il pallone è ripreso da Zummo sulla sovrapposizione di Ndiaye tentata, ora può andare ancora una volta il 90-0-11, largo a destra Raya, una palla Serio come per Mendola, può giocare il 90-0-11, mette fuori il pallone la Commare, c'è ancora sfera in favore dei nerazzurri che stanno premendo adesso. Il
questo inizio di secondo tempo, anche se siamo ancora al 59esimo che si chiude ora, vicini all'ora di gioco. 0-0 tra San Vito e Bagheria 90-011. Pellegrino mette il mancino al centro e poi Viaie chiede troppa sicurezza, mette il pallone in calcio d'angolo, non c'era una vera e propria minaccia dietro alle sue spalle, Fricano comunque era in zona, e allora calcio d'angolo per il Bagheria. Scambia Serio, non è che arriva al centro di Giorgio, si butta a peso morto, poi prova Pucci, il tiro, non c'è niente su una possibile deviazione con un braccio da parte di un giocatore San Vito, viene colpito praticamente sul volto invece Aua, che è a terra dolorante. L'ultimo tocco dovrebbe essere di un giocatore nerazzurro, infatti lascia la battuta a Viaie qui il Bagheria, mentre rimane a terra Aua dolorante. Dopo il colpo subito si rialza Aua, adesso deve battere questo rinvio con le mani. Viai sovrastato qui Garzia, non è però buono per Lacommare, ancora lui Lacommare prova a girarsi più, Pulades viene trattenuto da Pellegrino, calcio di punizione, vediamo se esce anche un'altra munizione da questo intervento. No, non viene estratto nessun cartellino dal signor Lauria. Calcio di punizione per il San Vito che prova a farsi vedere quindi dalle parti di Zoom. Batte Mustaccia, che arriva quasi al centro, rimesso fuori dal Bagheria con Fricano che manda questo pallone nelle sterpaglie quasi vicino al campo comunale. Poi c'è a terra un giocatore del Bagheria. Ma a terra si rialza adesso un giocatore nerazzurro, adesso può giocare il San Vito. Riprende palla però Serio sopra un attimo, torna dietro la formazione di casa. Adesso prova ad avere più il possesso, prova ad avere più il pallino del gioco. Sadotti cerca di imbeccare Ndiaye con la testa dopo un primo no da parte della difesa del Bagheria. Ora tanti scontri aerei, prova a mettere giù il pallone d'acquisto, ritorna su di lui Di Giorgio, non c'è fallo, occhio quindi al 90-011 che si piega in contropiede, può andare Pellegrino. Grande occasione per il numero 3, a metà tra un tiro e un cross, ha provato a cambiare tutto. Non ci sono proteste alle parti del signor Lauria per quell'intervento su Di Giorgio che è stato giudicato correttamente. Regolare, sta per ripartire in contropiede il 90-011, ma il San Vito si è fatto trovare pronto. Qua poi rischia qualcosa Pucci. Zummo rilancia ancora una volta, non super preciso, ma comunque stavolta riesce a toccarlo un giocatore nerazzurro. Quasi si lancia d'acquisto su questo tentativo di sponda. Adesso c'è un cambio per il San Vito, altro cambio per il San Vito. Fuori Sadotti e dentro in questo momento il numero 17 Fosca.
capitano! E ci mettiamo a 3-5-2 Anche qui cambio abbastanza tattico. Salotti, che stava ormai da un po' di tempo occupando la zona più avanzata del campo, viene cambiato. Adesso al suo posto c'è Foscari, proverà ad aiutare il neoentrato Serie A e tutti gli altri compagni a cercare di cambiare il parziale di questa partita tesissima. Ora ancora una volta Di Giorgio gira le parti di Foscari, che non controlla, ma può arrivare su questo pallone comunque Garcia, che si è spostato a sinistra in quello che è il suo ruolo originale, quello di ala. E adesso occhio al San Vito che riprende palla ancora con Mustaccia, atterrato con un fallo che più tecnico non si può, più tattico non si può da parte del 90-011. C'è giallo e quindi deve aspettare per battere il San Vito. Giallo a Pucci, se non vado errato, il secondo ammonito della gara dopo la Commano al 66esimo. Andare lontano ora il San Vito con la corsa dei suoi esterni, con rilancio dei suoi centrali, sceglie la prima idea, va da Bulades, questo pallone che prova a essere mantenuto in campo, ce la fa Bulades, ottiene il massimo forse da lì, quando ormai si era andato a incuneare vicino alla bandierina, ottiene proprio il calcio d'angolo, può andare quindi con il rilancio il San Vito. Ancora sul pallone Garcia e Mustaccia. La Mustaccia, pallone che arriva al centro, tutto è vuoto, prova la Commare che sotto porta non riesce a centrare lo schermo. Incredibile, era tutto buono, era tutto in gioco. Al 67esimo, altra grande occasione per il San Vito, che è arrivata sui piedi di La Commare, non è sicuramente l'ultimo dei bomber, anzi. Rischia tanto ancora una volta il 90-011, prova a uscire col pallone tra i piedi Pellegrino, riprende palla invece ancora una volta qua Bulades, viene chiuso in maniera preventiva ed efficace da Abate. Occhio all'errore, Bulades prova a rimettere il pallone al centro dove può avventarsi Garcia. Incredibile, ancora una volta gli errori del 90-011 in fase di impostazione. 68esimo di gioco. Sentite i tifosi del San Vito che provano a caricare la squadra. Mancano 23 minuti più recupero alla fine. Zummo ancora con un rilancio stato più tagliato, Di Giorgio la prende, arriva facilmente da Zummo questo pallone, poi aspetta un po' il numero 1 prima di servire l'uomo più vicino alla sua sinistra. Pucci riprende palla di San Vito, Di Giorgio deve andare poi Serie A dalle parti di Bulades, ancora San Vito, Bulades al centro, la chiusura miracolosa in area piccola da parte del Bagheria. Tutti vanno ad abbracciare il compagno che ha fatto questa chiusura. Occhio, questa palla che arriva di nuovo al centro, ancora Diaye, vogliono una deviazione, non c'è però calcio d'angolo, c'è un cambio invece per il Bagheria. Sta cambiando l'inerzia della gara con un San Vito attivo sotto porta. Ci ha provato poco fa con Bulades, grande, però la chiusura preventiva di Cirafici. Adesso due cambi per il Bagheria.
al 69esimo esce per ora il numero 3 Pellegrino, rientra il numero 18 Antonio Fontana e poi sta per entrare Iezzi ed esce Serio. Fuori Pellegrino e Serio, quindi dentro Iezzi e Fontana. Certo, stiamo parlando comunque di Iezzi che è campionissimo della categoria. Esce con Serio, qua occhio a questo fallo netto da parte di Cirapici. C'è anche un altro giallo per proteste, mi sembra. L'indirizzo di chi fatto sta che c'è un altro calcio punizione per il San Vito, che ora sta premendo tantissimo per trovare il gol del vantaggio. 70esimo giallo per Cirapici, qua a terra l'avversario che era ormai promesso sposo dell'area di rigore. Poi c'è stato un altro cartellino, un giallo, non ho capito bene l'indirizzo di chi per protesta, in ogni probabilità, che il signore Lauria non abbia nuovamente espresso la sua decisione con la semiotica più comune e famosa del mondo arbitrato, però quella del cartellino estratto verso il calciatore che ha commesso l'irregolarità. 71. Serie A lascia a Garcia. Bruno Garcia contro ben 6 uomini in barriera. Si allontana ora lo Bosco. Può andare Garcia, colpisce proprio la barriera. Allora ancora Touré, che stavolta prende sempre un avversario. Si tratta di l'acquisto, che ha ricevuto anche un colpo abbastanza potente al volto. Allora momento di pausa per capire se è tutto ok per d'acquisto. E adesso pallone nuovamente per il San Vito, che continua a premere. Garcia prova a farsi in aria, poi messo al centro, tutti a vuoto, prova a uscire il Bagheria, poi stoppa questo pallone un'altra volta di Giorgio, fermato da Africano, poi a terra il numero 20 nello scontro con Di Giorgio. Arriva il signor Lauria per vederci più chiaro, è rimasto a terra Africano dopo lo scontro con Manfredi Di Giorgio. Scontro veemente ma che è sembrato comunque regolare. Si lamenta lo Bosco con il signor Barone, che era l'ufficiale più vicino, visto che il signor Peria era comunque in zone più centrali, e spesso proprio sotto gli occhi del guardaline. 73esimo in corso, sta per finire la gara, anche se ancora un po' di tempo ce l'abbia a disposizione per vederci gli ultimi minuti di questo match interessante tra San Vito Lo Capo e Bagheria. Bulades va col pallone al centro, esce un'altra volta il Bagheria, poi Di Giorgio, la giocata di Giorgio, colpito ma non affondato, prova ad andare alle parti di Bulades, che riprende palla solo per un attimo, ha rischiato qui il 90-0-11, alla fine il pallone torna a destra di Zumbo, che può andare con il rilancio lontano. Mancano 17 minuti più recupero alla fine. Zummo va con il rilancio lontano. Al centro del campo ancora una volta ovviamente Di Giorgio a prendere il pallone, poi prova a uscire il Bagheria, serie di rimpalli con la testa, ancora anche con i piedi da parte di Pucci, adesso da parte di Touré. Bulades in fuorigioco di rientro e infatti si alza la bandierina del signor Barone. Può battere corto il Bagheria a cercare l'inventiva di Iezzi, le giocate qui che favoriscono la passapalla di Fricano, che va di nuovo da Iezzi, che però non arriva perfettamente su questo pallone, viene chiuso in maniera preventiva da Touré. Busconi quindi alla battuta di questo rilancio, al fondo
che sarà indirizzato verso il centrocampo con ogni probabilità, con Di Giorgio e Foscari, che però sono i due riferimenti lì in quella parte del campo, in quella parte dello scacchiere di Mister Colombo. Ancora Bulades per Serie A, prova a farsi vedere, atterrato. Qui Pucci continua a cercare di recuperare palloni, a fare il lavoro che fa Di Giorgio per il San Vito. Lo fa molto bene anche il numero 4 Vittorio Saul Pucci, uno degli ammoniti di questa gara. Può andare Raya, Rabat, Bulades si prende palla e può andare Di Giorgio, atterrato Di Giorgio da Pucci. Deve stare anche attento a questi falli più tattici, perché scatta in automatico la punizione e sarebbe la seconda per lui. Questa gara complicata contro il San Vito. Rusconi, largo a sinistra questo pallone. Garzia può correre, anche Garzia entra in area praticamente. Garzia, cross al centro. Zummo poi prenderà questa palla che si è avvicendata alle parti del rinvio dal fondo. Ci ha provato ancora una volta Garzia con la sua velocità a tenere in stallo tutta la difesa avversaria. 76 sul cronometro di gara. Andai lontano con il rinvio Zummo, Ricano non controlla bene, poi il tunnel qui da parte di Iezzi, riprende palla il Bagheria solo per un attimo, perché poi spunta più lesto di tutti il numero 4 Aziz Kader Touré. Rimane per avanti la formazione nerazzurra a cercare un posto al sole lì in area di rigore. Ricano prova a girarsi ancora una volta. Lobosco entra in aria, Lobosco bloccato il numero 9 e poi Di Giorgio rischia qualcosa qui. Foscari, calcio d'angolo, ha rischiato molto, non Foscari pardon, ma bensì la Commare che non controlla bene e regala il corner al Bagheria 90-011. Occhio a questo schema del pallone che può arrivare al centro. Parte ora questa conclusione verso l'area piccola, ancora una volta Africano, ancora una volta bloccato. Sarà Touche, comunque parente di quel calcio d'angolo. Iezzi, ancora per Africano, mette il cross al centro, viene fermato un'altra volta. Poi Iezzi tenta la giocata, ma è buono solamente per Rusconi, che si lascia scavalcare da questa sfera e per poco non fa una frittata. 78esimo di gioco, mancano praticamente 13 minuti, quasi poco meno di 13 minuti alla fine della partita. Più recupero, occhio a Bulades, c'è un fallo commesso però ai danni di Abate che rimane a terra. Bulades va a parlare con il signor Noria, però stare il fallo non Bulades bensì di Giorgio. Bulades invece era partito bene a destra. Lui sta parlando invece in maniera molto animata con il signor Barone. 78esimo. Può andare ora Africano. Iezzi. Ancora Africano, lega a sinistra. Quella che arriva al centro, per poco non c'era la deviazione di Lobosco. Può andare lontano ora Rusconi a cercare ancora una volta Serie A. Raya, svetta. Stoppa però il pallone del San Vito, ancora con un rilancio a cercare qualcuno di davanti a terra, un giocatore della retroguardia in maglia bianca. Poi qua brava Ua, Di Giorgio lotta, poi il pallone si perde nuovamente alle parti del club nerazzurro, ancora con Iezzi che può andare con il destro a giro. Rusconi la fa sua, molle la conclusione di Iezzi che ci ha fatto vedere cose fantastiche. Poi qua hanno messo fuori da Cirapici in maniera preventiva.
Si perde sul fondo laterale e passa il tempo, passa qui al campo comunale di San Vito Lo Capo, ai piedi del Montecofano, e ancora 0-0. Dai, va dalle parti di Bulades, pallone messo in sicurezza momentaneamente nella difesa del Bagheria. Ancora Romito Bulades. Tantesimo di gioco. Appoggia male qui Foscari. E quindi si perde un'altra volta il pallone. Bagheria che non sta più accelerando come prima. È come se volesse questo punto. È come se accettasse comunque di uscire con il punto da San Vito. Un campo complicato per chiunque, dove anche la super favorita di questo campionato, indicata, ha faticato e non poco. Fallo qui ai danni di Serie A. Calcio di punizione per il San Vito Lo Capo. Può battere il San Vito, anche se il signor Lauria vuole vederci chiaro in aria. Fischia adesso. Allora Serie A mette questa pallone al centro, lo stacco tentato da Hawa, riesce a mettere fuori il 90-0-11 che prova anche a ripartire in contropiede. Si dispiega bene la squadra di mister Tarantino, pallone che era per la corsa lì largo a destra del numero 18 Antonino Fontana, che commette pure fallo però qua su un rientrante e reattivo Hawa. Poi problemi un'altra volta al ginocchio per Assis Kader Touré. È stato lui a coprire su questa occasione. Adesso c'è un altro cambio per il San Vito. Dentro con il 18 Giovanni D'Amico, che ha giocato dal primo minuto contro il Licata al posto dell'infortunato Guaiana, e adesso che è uscito tra le fila biancazzurre. Amico va ad occupare la zona di campo lì davanti assieme a Serie A, assieme anche a Garcia. Terzo cambio per mister Colombo dopo gli ingressi questo secondo tempo di Foscari e Serie A, appunto. D'Amico lascia scorrere il pallone, poi Fricano subito col sinistro, ma è lontano. C'è lo Bosco che è in posizione regolare, anzi no, si alza adesso la bandierina del signor Narcisi con un attimo di ritardo. C'è stato, forse si è preso il momento per meditarci su il primo assistente del signor Lauria. Poi c'è un giallo per mister Colombo, che si sta sgolando in panchina anche nei confronti della direzione arbitrale. Giallo per l'allenatore del San Vito, 83esimo di gioco che sta per chiudersi. Quindi andare lontano ora Rusconi, guadagna qualche metro, il momento nel quale effettivamente lo Bosco ha preso il pallone. Nel frattempo si rialza un giocatore del San Vito, si tratta di Lacommare. E adesso può andare lontano il San Vito. Atterrato qui Serie A, calcio di punizione per i sanvitesi. Attendiamo dentro la battuta. C'è proprio Garcia sul punto dove sarà poi scoccato questo calcio di punizione, ma c'è anche Serie A. Si allontana Garcia, sarà Momo Serie A, un gol fantastico contro il Licata.
va adesso in aria, la deviazione di qualcuno che non arriva, indica l'area piccola il direttore di gara e rimessa dal fondo per Zummo. 84esimo che si è chiuso, mancano 6 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi recupero qualche minutino ci sta, anche se anche in questo secondo tempo comunque non si è perso tantissimo. Ora magari ci sarà un pochettino più di garbage time dovuto al fatto che la gara sta finendo e le due squadre preferirebbero non perdere più che rischiare tutto e vincere probabilmente. Fuori gioco un'altra volta di Loreto Lobosco che sta provando adesso a provenzialmente fiancheggiarsi e ballare un tango con la profondità. Adesso Awa per battere questa punizione, va lontano Awa a cercare i riferimenti offensivi. Uno di questi che Ndiaye, che può fare tutto lì sulla fascia, viene atterrato vicino al rigore del portiere ex Don Carlo Musulmani, il numero 1 Alessio Zummo del Bagheria 90-011, figlio di classe in questa categoria, senza ombra di dubbio. Allontano qui con le mani un'altra volta Cirapici, poi controlla senza particolari problemi Iezzi e cambia gioco e cambia volta questa azione. Può andare ancora Fricano a cercare la corsa da parte di Mendola, chiuso da Lacomare, ancora pallone buono, ancora per Lobosco, da Fricano che entra, o almeno voleva entrare con più profondità, con più prepotenza linea di rigore. Il controllo però non è preciso, si dispera qui, vedete forse proprio con la coda dei vostri occhi vicino al logo Sportivi TV mister Tarantino. 86 che si chiude, siamo all'87esimo, ancora 0-0. Più emozionante il secondo tempo, ma non stiamo parlando sicuramente di una partita di altissimo calibro dal punto di vista delle occasioni. Prova a cambiare tutto invece il Bagheria, ancora lì largo a destra, si centra un'altra volta Fontana, prova a subentrare in area Fontana, colpito, non c'è niente per il signor Lauria, al minimo contatto con Ndiaye Fontana cerca il fallo, non lo ottiene. Comunque ottima la giocata personale di Antonino Fontana. Rusconi può andare lontano, come se chiamasse quasi lo schema. Rusconi, Raia sbetta, poi torna dalle parti di D'Amico che non controlla. D'Amico però rigna sulle caviglie di Fricano, Raia rischia qualcosa, detiene palla in campo, qui a Bate ci riesce, poi lotta Foscari con D'Acquisto, mette giù la palla Cirapici, l'ultimo tocco è di Foscari che stava anche rischiando il fallo visto che aveva trattenuto la maglietta del suo avversario. Rimessa con le mani per il Bagheria 90-011 che vuole regalarsi magari un'ultima occasione in questo finale per sbloccare il risultato. Idem con patate per quanto riguarda il San Vito Lo Capo, che adesso deve stare attento a questo rilancio con le mani. Stoppa il pallone Mustaccia, mette in corsa Garcia, non è, anzi sì, è fuori gioco. Si alza la bandierina del signor Barone. Sconsolato Bruno Garcia, secondo miglior marcatore del San Vito in questo campionato, con 2 reti segnate in generale comunque nella stagione, visto che il San Vito ha chiuso la Coppa senza fare gol nella doppia sfida contro il Castellammare tra la fine di agosto e gli inizi di settembre. 11 reti per il San Vito, vediamo le 4 segnate contro la Folgore, qui sono 7 in tutto il campionato, però comunque bastano avanzi, magari una difesa che sa reggere gli urti, soprattutto qui in casa. Rocca Fricano prova a mantenere il pallone Fricano, non c'è nulla da segnalare per il signor Lauria, calcio di punizione quindi non dato al Bagheria e invece c'è rimessa con le mani per Lacomare con uno scarpino rosso, uno nero, va lontano adesso Lobosco che ha recuperato questo pallone ringraziando Fricano, va alle parti di Fontana, Fontana fermato da Mustaccia.
complimenti che arrivano alla panchina del San Vito. C'è un cambio per il Bagheria, altro cambio per mister Tarantino. E la tribuna chiede a Giuseppe Tarantino di entrare in campo al posto di Loreto Lobosco. Tarantino, il mister, chiede invece di far entrare Balistreri. In questo finale Pietro Balistreri è importante per lui, che ha condiviso anche lo spogliatoio con alcuni ragazzi che oggi giocano nel San Vito Lo Capo, una gara quindi da sapore speciale per Pietro Balistreri, che mette a servizio del Bagheria 90-011 esperienza e qualità per questi ultimi minuti di gara. 90esimo che si chiude a breve, poi sarà solo recupero. Ultimo tocco di un giocatore del Bagheria, allora difende la rimessa il San Vito. Rilancia corto Ndiaye, Mustaccia per difendere il pallone, rischia qualcosa e va lontano. Abbiamo visto di recupero che ha dato il signor Lauria, e a breve arriverà la segnalazione. Intanto il pallone è buono ancora per il club ospite, che può ripartire largo a destra, ancora con Fontana che va sempre a cercare il sinistro, a filtrare poi col destro, sempre Fontana fermato da Ndiaye, lo aiuta Mustaccia, rovina su di lui, non c'è niente da segnalare, palla San Vito, può ripartire Ndiaye, lo fa adesso a cercare Garzia che mantiene il pallone, Cirapici glielo sporca, ma è comunque rimessa, piovono palloni in campo. Novantunesimo, siamo nel tempo di recupero. Non è che rimane lì, allontana tutto Pucci, poi si lamentano per uno scontro tra Balistreri e un difensore del San Vito, i giocatori del Bagheria. Rilancio senza colpo ferire da parte di Giorgio, che aveva tentato di premiare la corsa di Ndiaye, alla fine sa rimessa laterale, non rimessa dal fondo, e quindi può alzare il baricentro del San Vito, può andare a pressare alto un 90-011 che può battere con le mani questa touche per terminare quasi questa gara bella per quanto riguarda ovviamente l'intensità, per quanto riguarda la parte della lotta a centrocampo molto meno bene. Per quanto riguarda invece le occasioni, le emozioni, quelle che poi danno il sale al calcio, questo calcio, a quello dilettantistico, al pinnà del calcio dilettantistico siciliano, e a terra un giocatore del Bagheria in questi minuti di recupero che stanno scorrendo qui al campo comunale di San Vito Lo Capo. San Vito 0, Bagheria 90-011 0, siamo nel finale, siamo alle battute conclusive di questo saggio, di questo spettacolo che ancora non ha fatto capire quale sarà il suo finale, per chi sarà lieto, per quale parte, o se ci sarà un lieto fine per una delle due squadre. Per andare adesso in area Serie A, pallone che arriva proprio lì con lo stacco di amico miracolo assoluto di Zummo, che ha tolto il pallone dalla porta. Miracoloso Zummo che fa il paio alla paratona di Rusconi nel primo tempo, sempre in quella porta. E ancora quindi Bagheria che prova a reagire, San Vito vicinissimo al gol del vantaggio, 93esimo. E adesso ancora Garzia per Serie A, che vorrebbe un tocco con il braccio che non c'è da parte di Abate. Incredibile, sul colpo di testa non d'Amico bensì di Fabrizio Foscari, che poteva diventare l'eroe del pomeriggio. Riparte adesso il Bagheria con Fricano, largo a sinistra, occhio a Fricano, mette subito il pallone al centro e arriva il gol all'ultimo del Bagheria, 90-011. Si toglie la maglietta l'eroe del pomeriggio. 0-1 per il Bagheria, che è a un passo dalla vittoria
qui a San Vito, come pochi sono riusciti in stagione. Sembrava essere stata al pareggio questa gara, poi è arrivato il miracolo di Zummo, il contropiede, l'assist di Fricano e la rete del Bagheria. L'eroe del pomeriggio è Mendola, che viene anche ammonito. 1-0 per il Bagheria. Ancora c'è qualche minuto, c'è qualche occasione per il San Vito per evitare la sconfitta, ma il Bagheria è a un passo dal conquistare 3 punti importantissimi. Il Bagheria 90-0-11 con la rete di Mendola al 94esimo, lo stacco di testa d'attaccante vero per lui, che con questo gol supera lo Bosco e diventa il miglior marcatore in campionato per il Bagheria 90-011 con la 4ª rete stagionale. Adesso, senza saper né leggere né scrivere, San Vito che va tutto avanti a evitare la sconfitta, a evitare una beffa clamorosa. Foscari, che ha avuto la palla dell'1-0, perde questo pallone. Ancora Bagheria, ma non c'è più tempo. Il 90-011 Corsaro compie un'impresa qui a San Vito, batte la rivelazione del torneo e riesce a portare a casa 3 punti. Una cosa che quest'anno era riuscita solamente a Licata in campionato, su questo complicatissimo campo di San Vito Lo Capo. San Vito che esce sconfitto, ma deve solamente leccarsi le ferite. C'è il rimpianto per l'occasione di Foscari, parata con un miracolo autentico da Zummo. Ma questo è il calcio, questa è anche la bellezza e la parte più brutta, la parte più cattiva della dura legge del gol. Vince il Bagheria 90-011, lo fa con lo stacco di Mendola e questa è la cosa più importante, la cosa che rimane impressa di questo pomeriggio di San Vito Lo Capo. Sconsolati i ragazzi di Mister Colombo, e comunque ci tiene a fare i complimenti ai suoi per l'ottima gara comunque portata a termine. L'unico problema è non aver portato a casa neanche un punto. Grazie a tutti per averci seguito qui dal comunale di San Vito Lo Capo. Ricordiamo punteggio e marcatori: San Vito Lo Capo 0, Bagheria 90-011 1, rete al 94esimo.